La situazione meteorologica sulla Liguria: permangono condizioni di spiccata variabilità a causa del continuo afflusso di correnti umide atlantiche, con piovaschi via via più organizzate nel corso della settimana, che andranno a interessare quindi anche la nostra regione. Nel corso della giornata schiarite via via sempre più ampie, iniziando da Imperiese e Savonese, e possibilità di piovaschi nelle ore pomeridiane a levante, specialmente sullo spezzino orientale e nell'entroterra imperiese tra tardo pomeriggio e serata. Velatura in transito serale da ponente a levante, nuvolosità bassa in graduale diradamento sulla fascia costiera centro-occidentale. Venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali, possibili locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato occidentale e Savonese orientale. Mare molto mosso ma con scaduta serale fino a poco mosso, temperature stazionarie massime tra 12 e 15 gradi. Per domani, martedì 10 febbraio, la Limite prevede una giornata accompagnata da una copertura nuvolosa compatta sul centro-levante costiero, piovaschi in risalita dal mare nel corso del pomeriggio, qualche schiarita invece nell'entroterra di ponente, seppur in un contesto di nuvolosità serrata. Pioggia in intensificazione serale andranno ad interessare principalmente il genovese, imperiese e centro-orientale, per poi estendersi in nottata a tutto il levante. Venti deboli o moderati da sud-sud-ovest, locali rinforzi serali sul Golfo, mare poco mosso, mosso in mattinata, mosso molto mosso a partire dalla serata, temperature stazionarie a ponente, in aumento su centro e levante specialmente in quota.